settimana Focus TG, le accuse shock. Apriamo con questo di un docente di filosofia ex assessore di Galliera Veneta che dopo 30 anni ha deciso, pensate, di raccontare tutti gli abusi sessuali subiti mentre frequentava il seminario vescovile di Treviso. Ai nostri microfoni ci spiega cosa lo ha spinto a denunciare. Sentiamolo. Dopo 30 anni dall'uscita del seminario, appunto, ho deciso di denunciare gli abusi che ho avuto, abusi sessuali e non solo, vessazioni, umiliazioni e quant'altro da parte di 2 sacerdoti, uno dei quali era il responsabile della comunità e l'altro era assistente. Oggi questi 2 sacerdoti sono uno parroco. Ecco, sono 2 parroci. Uno è un sacerdote del Padovano e uno del Veneziano, 2 parrocchie che fanno parte della diocesi di Treviso. Sarebbero stati loro ad abusare di Gianbruno Cecchin, ex seminarista, un macigno che lo schiaccia da 30 anni. 30 anni di sofferenze, incubi, tanti pianti. Oggi Gianbruno, 48 anni, originario di Galliera Veneta, dove è stato anche assessore in passato, è un docente di filosofia e ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi sessuali che sostiene di aver subito nel 1990, quando da studente di teologia frequentava il seminario vescovile di Treviso. Dopo 30 anni la svolta, un viaggio ad Haiti, l'incontro con un medico diventato suo compagno e la decisione di raccontare tutto in una lettera indirizzata all'attuale vescovo di Treviso e a Papa Francesco che vuole incontrare. A spingerla alla denuncia proprio il recente vertice in Vaticano sul tema della pedofilia. La forza è stata anche quello di conoscere altre persone che hanno vissuto le mie stesse dolorose avventure. Si può vivere per 30 anni con un peso di questo tipo? Si sopravvive, non si vive. Si sopravvive perché ogni giorno ritornano indelebili quei momenti alla mente mia. Ogni sera quando vado a letto, quando andavo a letto, ritornano gli incubi, mi svegliavo di notte e ancora adesso. Che cosa mi ha spinto? Mi ha spinto il fatto che ho bisogno di serenità per affrontare degli importanti progetti nella mia vita privata. All'epoca dei fatti provò a rivolgersi all'allora vicario generale Monsignor Daniel, oggi vescovo emerito di Chioggia, ma la vergogna lo paralizzò e passò un'intera nottata chiuso in macchina senza riuscire a confessare nulla di quanto era accaduto. Oggi Gianbruno si è allontanato dalla chiesa. Io non vado più in chiesa, non credo più nell'esistenza di Dio, perché se Dio ci fosse stato non avrebbe permesso che tantissimi giovani come me, migliaia di giovani come me vivessero quello che ho vissuto io, e quindi credo che non avrebbe permesso, quindi per me Dio non esiste più. Non ha paura di affrontare un processo. Gianbruno Cecchin è sereno, convinto di essere dalla parte della verità e ai 2 parroci che accusa vorrebbe rivolgere una sola domanda. Gli chiederei solo perché l'avete fatto. E in una nota diffusa in giornata la diocesi ha immediatamente preso posizione confermando di voler arrivare alla verità ma chiedendo anche rispetto per gli accusati che hanno diritto di difendersi. Del fatto la Curia trevigiana ha già informato la Santa Sede. Lotta agli abusi, ma anche rispetto per le persone e le istituzioni accusate che hanno diritto di difendersi e tutelare la propria onorabilità. Di fronte alla denuncia di Gianbruno Cecchin, il docente di Galliera Veneta che ha raccontato di essere stato vittima di violenza da parte di 2 sacerdoti quando era seminarista, la diocesi di Treviso ha immediatamente diffuso una nota sottolineando di essere impegnata nella lotta agli abusi nella Chiesa e per la ricerca della verità, anche nel rispetto dovuto a chi è destinatario delle accuse mosse. È il vicario Adriano Cevolotto a firmare la presa di posizione della diocesi, informata della vicenda dallo stesso Cecchin, che ha inviato al vescovo Monsignor Michele Tomasi una lettera in cui ricostruisce gli abusi, più di una decina di episodi, e con il quale pareva dovesse esserci un incontro, salvo poi una serie di rinvii e la definitiva decisione del 49enne di rinunciarvi. È con dolore ma anche con serenità che stiamo procedendo per valutare i passi da fare in tutte le sedi, scrive Cevolotto, di fronte al clamore che le accuse di Cecchin hanno sollevato. Ribadendo la volontà di chiarezza, trasparenza e verità, aggiunge: esprimiamo la nostra fiducia nei confronti dei 2 sacerdoti coinvolti e del loro lavoro, che è una fiducia in tutto il presbiterio diocesano.
Voltiamo pagina, il movimento civico Il Veneto che vogliamo parte da Vicenza con l'apertura di quella che è la campagna verso le elezioni regionali con la scelta ufficiale del candidato presidente. Si tratta del vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni che proprio in queste ore ha ricevuto l'importante appoggio da parte del Partito Democratico. Lunedì l'ufficializzazione della candidatura per la coalizione di centro-sinistra, per ora formata da PD, Il Veneto che vogliamo e Verdi. È l'Assemblea regionale del Veneto che vogliamo, riunita a Villa Lattes a Vicenza, a salutare la candidatura ufficiale a presidente della regione del vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni. Incassato l'appoggio del Partito Democratico, Lorenzoni si presenta così. Mi chiami vice sindaco, sì, c'è stato un cambio di passo ieri sera e devo dire che il Partito Democratico ha dimostrato una grande responsabilità, una grande fiducia. E io credo che stiamo mettendo le basi di una proposta molto bella e quindi inizia un percorso di dialogo, un percorso di condivisione di un progetto che io credo possa portare qualcosa di interessante per la regione del Veneto. Un movimento civico dal basso, il Veneto che vogliamo, che arriva da lontano e nasce sulla scorta di progetti amministrativi come quello realizzato a Padova o Rovigo. Noi siamo partiti parecchio tempo fa, quindi a luglio dell'anno scorso, costruendo il Veneto che vogliamo in tutte le province con un metodo partecipato di coinvolgimento dei territori e soprattutto di quelle persone che della politica non volevano più saperne. E a Vicenza arrivano parecchi amministratori come il sindaco di Rovigo Gaffeo che con i primi cittadini di Padova e Belluno aveva diffuso un appello al centro-sinistra per una candidatura civica. Adesso si tratterà di lavorare pancia a terra, sappiamo perfettamente che è una partita complicatissima, questo non è inutile nasconderselo, però sono convinto che saremo in grado di fare un ottimo lavoro cercando di fare una proposta alla comunità del Veneto che parli alla testa delle persone, non alla pancia, che sia in grado di smarcare i temi veri. Si parte dal programma, spiega Lorenzoni, guardando i tavoli di lavoro che ancora sono all'opera su sanità, ambiente, mobilità e innovazione tecnologica. E dobbiamo riportare al centro i bisogni dei cittadini veneti e dobbiamo costruire una proposta concreta, pragmatica, ma vicina alle sensibilità delle persone. Lunedì l'ufficializzazione del sostegno ad Arturo Lorenzoni di PD e Verdi. Le porte restano aperte. Spero che le anime si allarghino e che riusciamo a condividere questa proposta con una varietà di parti, di politiche e quindi ovviamente la proposta è aperta. La Lega nel frattempo non ha fretta di individuare e presentare i suoi candidati, tanto che i militanti in questo fine settimana sono impegnati su altri fronti. Nelle piazze con i gazebo per raccogliere firme a sostegno della legge elettorale maggioritaria e dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, la Lega non sembra avere fretta di scegliere i candidati alle regionali che altri partiti, a cominciare dagli alleati del centrodestra, hanno già iniziato a presentare. Chiederemo alle varie circoscrizioni del territorio di esprimere i nomi di 2 donne e 2 uomini in modo da avere una base di nomi. Sicuramente ci saranno gli uscenti che hanno fatto bene, hanno fatto una bellissima legislatura, diciamo, e anche molto compatta nonostante i problemi che ci siano stati con gli alleati di governo. E quindi ci saranno gli uscenti che corrono, ma cercheremo quanto più possibile di dare una rappresentanza al nostro territorio, perché noi siamo un partito che viene dalla base e quindi abbiamo anche la volontà che la base si senta rappresentata. Priorità agli uscenti, quindi, quanto all'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia rimane ferma la condizione di condividere obiettivi come l'autonomia. L'autonomia non è una cosa che noi facciamo perché è Lega o perché è di un altro partito politico, lo facciamo perché c'è un mandato preciso da parte dei cittadini veneti. Quindi in quella direzione bisogna andare. Chi vuole venire con noi in quella direzione è ben accetto. L'autonomia deve essere un principio al quale un nostro alleato ci deve credere. Sull'altro fronte, quello del centro-sinistra, Boff commenta così la difficoltà a fare sintesi intorno al candidato presidente. Sicuramente può essere anche un po' difficile trovare qualcuno che decide di sfidare Luca Zaia, ma è giusto che comunque in un sistema democratico ci sia chi si pone, si candida e corre e magari vince, e poi c'è chi sta, non mi piace neanche il termine opposizione, ma in minoranza, e da lì, fra virgolette, è sempre comunque un organo di controllo che può anche collaborare
nel caso in cui ci siano delle proposte che trovano convergenza comune, e giustamente fa anche il controllore poi nel momento in cui decide di protestare su qualcosa. Fa parte della democrazia ed è giusto che sia così. E a Belluno domani si vota per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale in un clima tutt'altro che disteso. Il centrodestra di Belluno escluso dalla lista. Dobbiamo dare un voto per simpatia o concretezza? E quanto si chiedono? L'auspicio di unità espresso dal presidente Roberto Padrin nel giorno della scadenza della presentazione delle liste resta un miraggio. A poche ore dal voto per il rinnovo del Consiglio provinciale si palesa una frattura difficile da sanare nel centrodestra. Il motivo? L'esclusione dalla lista dei consiglieri che rappresentano la minoranza a Palazzo Rosso, il cui voto numericamente ha un peso preponderante, che oggi, a ridosso dell'apertura delle urne, svelano l'insistenza di chiamate alle armi. È Paolo Gamba, capogruppo di Belluno e di Tutti, a sbottare. Dobbiamo dare un voto per simpatia o concretezza? Lo fa sollecitato dai cronisti invitati alla conferenza stampa che ha per oggetto le elezioni provinciali, ma che vira sul tema del prolungamento dell'A27, che in questi giorni è tornato al centro del dibattito politico. Il problema dell'autostrada è un problema che, come abbiamo detto, nasce tanti anni fa. Abbiamo perso una montagna di tempo, però in questo momento qui abbiamo necessità di portare a casa il risultato. Sbocco a nord, viabilità scorrevole per Cortina, temi imprescindibili in vista dei grandi eventi. Il progetto c'è già, dice l'europarlamentare del Carroccio Gian Antonio D'Arè. Noi chiediamo, come centrodestra, come Lega, chiediamo il prolungamento della 27, d'altra parte c'è un programma regionale ben definito per il proseguo dell'autostrada fino a Tai. Peccato che per le elezioni del Consiglio provinciale la lista del centrodestra non si sia presentata con un proprio programma. Il centro-sinistra ce l'ha già e sulle infrastrutture è chiarissima la sua posizione contraria al prolungamento della 27, ed è quel programma ad essere sventolato dal segretario comunale della Lega. Se prevarranno i consiglieri del centro-sinistra, dice Paolo Luciani, ne trarremo le conclusioni, e incalza ipotizzando addirittura di chiedere agli eletti di centrodestra di rifiutare le deleghe. Par di capire che se ne vedranno delle belle, con un presidente a rischio d'essere messo sul patibolo da entrambe le opposte fazioni. Il dubbio viene che se una lista di centrosinistra e gli uomini di centrosinistra vinceranno il giorno dopo, da lunedì, visto che nel loro programma c'è questo elemento importante del no assoluto al prolungamento della 27, che cosa farà Padrin? E sono diventati esecutivi i primi licenziamenti di insegnanti diplomati magistrali dopo i ricorsi promossi da altri docenti, con esclusione conseguente dalle graduatorie ad esaurimento per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato. In queste ore il commento dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan: la vicenda, scrive, appare ad oggi drammaticamente grave per le insegnanti licenziate, assolutamente imbarazzante per i governi che si sono succeduti. È stata ignorata l'esistenza degli insegnanti diplomati magistrali in forze da anni nelle nostre scuole primarie, senza risolvere la paradossale situazione di essere incardinati nel sistema scolastico, licenziati dallo Stato che non ha previsto di risolvere con una norma questa problematica. E conclude la Donazzan: ho incontrato personalmente molte di questi insegnanti a Padova come a Venezia, a Rovigo come a Belluno, apprezzate dai propri dirigenti scolastici e dalle famiglie, ma comunque messe fuori dalla porta. Era sufficiente un articolo di legge inserito in finanziaria o nel milleproroghe, ma evidentemente non si è voluto fare. Ed ora una breve pausa, torniamo subito dopo. Rieccoci nuovamente rientrati in studio. La cronaca: un ice climber austriaco di 56 anni è morto oggi dopo essere precipitato per un centinaio di metri da una cascata di ghiaccio denominata Carpe Diem in Val Visdende. L'uomo si trovava in sosta assieme alla compagna che è scesa per prima. Quando è stato suo turno, il turno appunto del 56enne, al momento di mettersi in tiro, iniziare la calata, è precipitato, fermandosi un centinaio di metri più sotto di una fessura fra la cascata e una vecchia slavina. I soccorritori, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, sono saliti dove si trovava il corpo dello scalatore e dove il medico ha solamente potuto constatarne il decesso. E dopo 3 anni di indagini sulla morte di Marco Cestaro è stata chiesta l'archiviazione dell'indagine, ma la madre del ragazzo è pronta ad opporsi in tribunale. Sentiamo. Un omicidio, l'hanno ucciso. Per Anna Catarina, suo figlio Marco Cestaro è stato ucciso.
La procura non deve archiviare il caso. Sono passati poco più di 3 anni da quando il 16 gennaio del 2017 il 17enne venne trovato agonizzante sui binari della linea ferroviaria Venezia-Udine. L'ipotesi più probabile è il suicidio, ma non si può escludere l'omicidio, aveva evidenziato l'autopsia richiesta dal PM. Nonostante tutto, però, il prossimo 19 marzo il caso potrebbe essere archiviato per sempre. Gli operatori delle ferrovie e la guida del treno all'epoca avevano sentito un tonfo, ma per la madre si trattava solo di una simulazione. Qualcuno aveva lanciato un oggetto al passaggio del convoglio. Suo figlio era stato torturato in un altro posto e poi lasciato agonizzante accanto ai binari. Ad avvalorare questa ipotesi le 3 consulenze, 2 medico-legali e una cinematica svolte in questi anni. Le ferite non sono compatibili da un impatto contro un treno. Mi dicono che Marco è stato investito da un treno che viaggiava a 137 km/h. Allora mi chiedo com'è possibile che un treno possa provocare queste lesioni. Dalla perizia medico-legale di parte risulta che il taglio al collo è stato provocato da un coltello seghettato. E le ferite alle gambe probabilmente da un'accetta. I dubbi che attanagliano Anna Catarina sono tanti e anche l'ipotesi è agghiacciante. Marco potrebbe essere stato barbaramente torturato da almeno 3 individui, forse di una setta satanica, che gli hanno fratturato le dita della mano sinistra, spezzato le gambe con un'accetta e spento delle sigarette sul petto e sul torace. Qui dove è stato trovato il corpo c'era poco sangue, solo dove è stato appoggiato, e a Marco mancano 3 litri di sangue, era dissanguato. Dove sono i 3 litri di sangue? Infine, il corpo agonizzante è lasciato vicino alle rotaie, dove 2 mesi prima il padre di Marco si era tolto la vita. Mettendo il corpo di Marco a 2-3 metri dal binario, hanno voluto inscenare un suicidio come il papà. E i carabinieri di Vigonovo hanno denunciato per furto aggravato un artigiano 42enne di Mira impiegato come operaio in una casa di Fossò. La cronaca. L'accusa è di aver rubato circa 30.000 euro di gioielli dalla casa di una donna di Fossò in cui svolgeva dei lavori come muratore. Le indagini dei carabinieri di Vigonovo hanno portato alla denuncia di un incensurato di Mira e al recupero quasi totale della refurtiva, rinvenuta in diversi compro-oro, Adolo e Mira, ad eccezione di alcuni gioielli già fusi. Ancora nella disponibilità dell'uomo, inoltre, è stato rinvenuto un diamante del valore di circa 15.000 euro che precedentemente era incastonato su un anello. I fatti risalgono a gennaio, quando durante i lavori la donna aveva consegnato all'artigiano le chiavi di casa. La ventina di preziosi sottratti, tra orologi, collane e anelli, erano custoditi in una scatola nella camera da letto. E un collaboratore scolastico di un istituto di Sarego è nei guai. Perché? Perché l'uomo, per screzi e dissapori, ha rigato l'auto al padre di uno degli studenti. Gli riga la macchina davanti a scuola, collaboratore scolastico denunciato per danneggiamenti. L'uomo, un 55enne impiegato come bidello in una scuola di Sarego, ha visto la sua occasione di vendetta quando ha notato il suo, diciamo così, rivale parcheggiare la BMW Serie 3 davanti alla scuola dove lui lavora e dove il figlio di questo è studente. Mentre l'uomo era all'interno della scuola, il 55enne non ci ha pensato 2 volte ed è uscito dal cancello, gli ha rigato alla macchina procurando un danno del valore di 3.000 euro. Ad immortalare però la performance del collaboratore scolastico e quindi consentirne l'individuazione sono state le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Alla base del gesto vi sarebbero dissapori che si sarebbero acuiti negli ultimi tempi. Andiamo in pausa, torniamo subito dopo, parliamo della rabbia per le quote latte. Parliamo di agricoltura, o per meglio dire di latte, perché continua la storia infinita delle multe su esuberi di produzione meglio conosciuti come quote latte, il servizio. Quote latte. Lo Stato destituisce la sua agenzia per le erogazioni in agricoltura passando tutte le pratiche direttamente alla sua agenzia delle entrate, evidentemente con l'obiettivo di incassare comunque e di discutere eventualmente poi sulla validità della riscossione. Un provvedimento che sottolinea da solo quanta confusione ci sia attorno a tutta la vicenda, che va ricordato parte dallo sforamento degli allevatori italiani nella produzione e nel relativo pagamento della multa stabilita dalla Comunità Europea da parte dell'Italia, che poi avrebbe dovuto rivalersi direttamente sulle aziende responsabili.
Una storia che dura da 36 anni, dove nel frattempo l'obbligo del limite è cessato nel 2015, ma soprattutto una sentenza della stessa Corte europea ha intimato all'Italia a ricalcolare le multe, considerando che i conti sul prodotto risultano sbagliati. In tutto questo c'è chi ha pagato, c'è chi ha chiuso, chi addirittura si è tolto la vita e chi, e sarebbero più o meno in 700, ha continuato la battaglia contro lo Stato, che con la destituzione di Agea sommerà, sottolineano le organizzazioni agricole, incompetenza, confusione. Confusione su confusione, e noi ormai da decenni siamo qui a cercare di capire cosa dobbiamo fare. Nel frattempo abbiamo chiuso le aziende, qualcuno ha fatto scelte diverse, le stalle sono in difficoltà molto forte e non hanno ancora capito se i soldi che hanno versato o che hanno scelto di non versare sono dovuti o meno. Noi sappiamo che le multe non sono in discussione, ma la somma delle multe sì. Cosa succederà? Noi chiediamo che nel dubbio intanto ci sblocchino i contributi comunitari che ci trattengono e sospendano i pagamenti in corso, quantomeno. Ovvio, ci piacerebbe chiedere che ci restituissero quello che abbiamo già versato e riverseremo a conti rifatti, ma questo lo vedo molto improbabile. Io credo che ad ogni modo oggi l'agricoltura sia creditrice nei confronti dello Stato, quantomeno a livello morale, perché una confusione così non è mai successa da nessuna parte. E a Venezia intanto prosegue la mobilitazione contro l'albergo, il nuovo albergo agli ex gasometri, partecipata assemblea pubblica dei cittadini nell'aula magna del liceo Benedetti. Il progetto continua però a far discutere. Intanto il 24 febbraio parte quella che è la bonifica dell'area, che è condizione preliminare per qualsiasi tipo di progetto. Partirà il 24 febbraio la bonifica dell'area ex gasometri a Castello. La conferma è arrivata durante un'assemblea convocata da un piccolo comitato di 5 ragazzi nell'aula magna del Benedetti Tommaseo, alla presenza della dottoressa Petra Scanferla dell'Università degli Studi di Ca' Foscari, che coordinerà la bonifica, e di Roberto Pellai, titolare di TEV Group, ditta incaricata alla bonifica dell'area di circa 7.000 metri quadrati, adiacente all'istituto scolastico. I comitati dicono no alla costruzione di un nuovo albergo e chiedono invece che l'area rimanga ad uso residenziale con servizi per lo sport. Sono venuto a portare la solidarietà dei comitati di Tessera alla battaglia degli ex gasometri, perché i metodi di svendita di questa città sono comuni in tutte le parti del nostro territorio. I cittadini non vedono di buon occhio, come riassume anche Andrea Grigoletto, la nascita di un nuovo grande albergo ad opera dell'imprenditore tedesco Ivan Holler, lo stesso che ha già realizzato 2 mega ostelli a Mestre. Si è partiti con la vendita delle aree pubbliche a privati da parte delle cosiddette giunte di centrosinistra, per poi arrivare all'attuale sindaco Brugnaro, che le trasforma definitivamente in alberghi. Una politica che non può essere accettata se vogliamo un nuovo modello di sviluppo più green e più vicino ai territori. E oggi siamo andati a Villa del Conte, il paese dell'Alta Padovana, che primo in Italia ha istituito l'assessorato alla solitudine. Quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato l'assessore. Questa mattina ho degli appuntamenti, vediamo in seguito come procede. Il primo assessore alla solitudine d'Italia è già al lavoro, solo 2 giorni fa la nomina e già ci sono i primi appuntamenti per Graziella Vigri, l'assessore di Villa del Conte. Giovedì il sindaco Antonella Argenti le ha affidato la nuova delega, quella della solitudine. L'assessore dunque risponde ad un numero di telefono per aiutare le persone che si sentono sole. Si sentono anche sole, non hanno un punto di riferimento per avere un'informazione. Avere un'informazione per una pratica, per un appuntamento, per anche ricevere le medicine a casa. Solitudine non è una persona che sia legata alla solitudine. Solitudine è il momento che uno si trova solo e non sa dove andare. L'idea ha preso piede perché in pochi mesi di amministrazione il sindaco ha ricevuto migliaia di persone in difficoltà, sole e senza un punto di riferimento, spesso anziani privi di una rete familiare, ma anche giovani che hanno bisogno di essere indirizzati. Per questo ha deciso di puntare sui rapporti umani anziché lasciare i suoi cittadini in balia della fredda burocrazia.
Ecco cosa accade quando si telefona al numero dell'assessore alla solitudine. Ti rispondo in base a quello che tu mi chiedi e se c'è bisogno di un appuntamento ci troviamo e poi io indirizzo la persona sul canale più giusto, dall'assistente sociale o se posso dare io qualche tipo di informazione. Questa è la rete che noi portiamo a concludere. La notizia dell'assessore alla solitudine in poco tempo è finita sulle pagine di molti giornali nazionali e non solo. Anche l'inglese The Guardian cita l'esempio di Villa del Conte. Gli abitanti di questo piccolo comune dell'Alta Padovana sembrano approvare la decisione del suo sindaco. È una buona cosa secondo me. Comunque qualcuno pensa a queste persone. Io sono vedova da poco e ho i figli, per fortuna, che cosa un punto di riferimento. Però se qualcuno è solo penso che sia una cosa valida. Se la gente ha bisogno è utile che ci sia un programma di questo tipo. È una cosa travasata dall'Inghilterra principalmente, dove hanno addirittura un ministero per la solitudine. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.